ci preoccupa il cosiddetto progetto Silva nell'area ex Safford Martini a Montecchio Precalcino. Ricordo che gli abitanti di Due Ville si approvvigionano per quanto riguarda l'acqua potabile direttamente dalla falda perché sono privi di acquedotto. Serve quindi un'azione veloce della Regione a 20 anni dall'approvazione della legislazione nazionale. Per questo il consigliere regionale neoeletto del PD ha presentato con i suoi colleghi di partito una interrogazione alla nuova giunta del Veneto per sbloccare l'iter autorizzativo fermo in regione. Ad agosto 76 sindaci avevano chiesto una zona di salvaguardia di Villa Vella Due Ville, vietando qui la gestione di rifiuti e lo smaltimento di sostanze chimiche. Insieme a Chiara Luisetto, che di questa vicenda si era già occupata nella precedente legislatura, abbiamo chiesto alla Regione di procedere velocemente all'approvazione delle aree di salvaguardia che il Consiglio di Bacino nell'agosto di quest'anno aveva già portato in approvazione. Si sono mosse le amministrazioni comunali, si sono mossi i gestori del servizio idrico integrato per tutelare la falda in un punto che è tra i più strategici per l'approvvigionamento idrico di tutta la regione, sopra una delle falde acquifere più grandi d'Europa.